Oggi oltre 8.800 immobili sono sfitti perché necessitano di manutenzione, di riqualificazione e di rigenerazione. Per affrontare questa sfida, anche questa iniziativa può aiutare a rendere il patrimonio immobiliare sostenibile e soprattutto ad aprire questa forma di social housing che può portare dei grandi benefici al nostro territorio. Dare un'abitazione a chi lavora ma non può permettersi affitti sul mercato privato e non rientra nelle graduatorie dell'edilizia pubblica. Con questo obiettivo e con quello parallelo di recuperare le risorse per mettere mano agli alloggi popolari sfitti, il presidente del Veneto Alberto Stefani ha presentato Generazione Casa, il piano regionale che si prefigge di trasformare l'emergenza abitativa in un'opportunità di sviluppo. 50 i milioni di euro già destinati in una prima fase dalla Giunta al tema casa. Generazione Casa è un'iniziativa di modifica della legge 39 sulla residenzialità pubblica, sull'edilizia pubblica del nostro territorio, che vuole permettere di sbloccare il social housing e quindi garantire a determinate categorie di persone che oggi non possono accedere a un immobile pubblico la possibilità di poterne fare parte e soprattutto di rendere tutto questo sostenibile. Parliamo di giovani, parliamo magari anche di soggetti più adulti ma che si prendono cura di un familiare, oppure possiamo pensare a determinate categorie di lavoratori. Non solo una scelta di equità, dice Stefani, ma anche una leva di sostenibilità per le ATER che contribuirà al processo di manutenzione del patrimonio abitativo e di recupero di quello esistente e abbandonato, così da invertire un trend doppiamente negativo, quello che vede l'aumento degli alloggi vuoti da una parte e della dipendenza da contributi regionali e statali di molti soggetti dall'altra. Per istituire il piano, ha già annunciato il presidente della regione, occorrerà svincolare una parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a oggi inutilizzati per dedicarla a specifiche categorie di veneti, attivando, ribadisce, una nuova forma di social housing.